stiamo parlando di ex Ilva. Stiamo cercando in realtà di contattare Salvatore Romeo, ma abbiamo qualche problemino tecnico nel raggiungerlo. Con lui proveremo a capire perché la comunità ionica in qualche modo non reagisce più a tutto quello che accade. Siamo arrivati al 18° decreto salva Ilva, siamo arrivati a un punto in cui, a distanza di 13 anni dal luglio del 2012, quando scoppiò il bubbone dell'ex Ilva con il sequestro dell'area a caldo da parte del GIP Patrizia Todisco, Taranto in qualche modo, a Taranto viene fuori tutta la rabbia, la paura, la delusione sia degli ambientalisti, dei cittadini comuni che chiedevano un sacrosanto diritto alla salute e all'aria pulita. Dall'altra parte, vi ricordate, esplose in qualche modo anche la paura degli operai. Il corteo in 8.000 si mossero dalla fabbrica, un po' appena spinti, diciamo, dalla proprietà che offriva i panini a chi andava in marcia. Ma al di là di questo ci fu una grande contrapposizione tra salute e lavoro. Poi qualcosa in qualche modo è cambiato, qualcosa è stato anestetizzato, se vogliamo vederla così, ed è in quel momento che nasce il Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, uno, diciamo, dei movimenti simbolo della lotta all'inquinamento e al diritto alla salute. In realtà poi quella grande tensione morale di quegli anni è andata poi pian piano scemando, è andata talmente abbassandosi, mollando, che alla fine quasi non c'è più. Quando mi chiamano colleghi giornalisti da altre parti d'Italia per le misure dell'ex Ilva, mi chiedono sempre: immagino che adesso ci sia casino a Taranto. In realtà immaginano tutti male, perché purtroppo qui alla fine ormai non accade più nulla. È come se la comunità fosse abituata, rassegnata, indolente rispetto ai provvedimenti che vengono presi, rispetto al futuro della fabbrica, che poi inevitabilmente condiziona anche il futuro della città, della sua gente, il futuro, insomma, di un intero territorio. Ma perché restiamo indolenti? Perché Taranto non reagisce più? Proviamo a chiederlo a Salvatore Romeo, che abbiamo finalmente in collegamento telefonico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Romeo, perché secondo lei siamo arrivati al 18° decreto salva Ilva, una barca di soldi spesa dallo Stato dal 2012 a oggi per provare a salvare salute e lavoro? Non so quali siano stati i risultati, per il momento, diciamo, evitiamo di tirare conclusioni, però ecco, Taranto non reagisce più, qualunque cosa accada ormai è quasi scontata. Si è spiegato perché? Ma guardi, io penso che ci sia una questione generale di passivizzazione, diciamo, delle persone, che non riguarda purtroppo solo Taranto, ma un po', direi, tutta la società italiana. Anche di fronte a cose abbastanza gravi si reagisce poco. Nel caso di Taranto io penso che la questione sia legata anche a una certa stanchezza. Come lei diceva, qui siamo all'ennesimo decreto salva Ilva, l'ennesima misura presa dallo Stato, e evidentemente i cittadini, non avendo ottenuto risultati anche con grandi mobilitazioni che ci sono state in passato, adesso sono molto stanchi e purtroppo, direi, anche rassegnati. Questo chiaramente è un grave problema, perché viene a mancare quella funzione di controllo delle istituzioni che la cittadinanza deve esercitare in una democrazia matura. Secondo lei esiste la possibilità che davvero Taranto possa un giorno partecipare a questi processi decisionali, o ormai è già tutto passato? Il punto è che questi processi decisionali sono sempre più sottratti ai cittadini, cioè queste decisioni sono prese all'interno di contesti in cui neanche la rappresentanza istituzionale dei cittadini riesce ad accedere, quindi neanche i loro rappresentanti, neanche i rappresentanti delle comunità locali, sindaci, presidenti di regione, eccetera. Quindi sono decisioni estremamente verticistiche. Chiaramente questo si spiega anche con la delicatezza dei problemi, però in assenza di rappresentanze della cittadinanza è inevitabile che poi, come dire, le ripercussioni a livello di cittadinanza possano essere anche problematiche. Romeo, le chiedo un'ultima cosa e poi la lascio andare. La fiducia rispetto ai loro rappresentanti o a istituzioni come in qualche modo anche i sindacati, crede che esista ancora nei cittadini? Purtroppo i dati dell'affluenza elettorale ci dicono che questa fiducia sta drammaticamente crollando, e anche questo è un sintomo molto pericoloso.
E quindi ci troviamo purtroppo in presenza di una cittadinanza che da una parte, come dire, esprime un malessere, dall'altra però non riesce a trasformarlo in iniziativa politica ma anche sociale. Ecco, questo è davvero un campanello d'allarme molto molto forte per la nostra democrazia. Grazie a Salvatore Romeo, docente universitario, grazie per essere stato con noi. Naturalmente torneremo a disturbarla molto spesso, perché insomma fare due chiacchiere fa crescere un po' tutti. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.